Una birra padovana, questa è l'intenzione e presto ci sarà. Lo assicura l'assessore all'agricoltura della regione Veneto Giuseppe Pan, che in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia dell'Università di Padova sperimenteranno nuove varietà di luppolo, l'ingrediente principale da cui nascono le birre. Per la sperimentazione la Giunta regionale del Veneto ha messo a disposizione fondi per circa 30.000 euro da impegnare subito, assieme ad altri 20.000, così che si possano approfondire studi qualificati per la produzione di luppolo autoctono. Al momento in Italia non risulta iscritta nel registro delle varietà alcun tipo di luppolo e quindi cominciare da questo accordo sarebbe un gran passo. Ricordiamolo che in la patria restano sempre paesi come la Germania, il Regno Unito e a seguire altri paesi europei come la Repubblica Ceca, la Slovenia e la Francia. Ma anche il nostro paese potrebbe aspirare a diventarlo e il Veneto, che è la terza regione in Italia per birrifici artigianali, potrebbe entrare a far parte del circuito.